Compie 70 anni, il Latte Busche è una delle più importanti realtà cooperative del Veneto e d'Italia, che con i suoi formaggi prodotti con il latte raccolto nella provincia di Belluno in montagna ci dà delle prelibatezze come appunto il Piave. Presenti qui all'edizione numero 20 di Casius andiamo a sentire Modesto De Cet, che è il presidente di Latte Busche. Un evento importante, il Casius, a cui sicuramente il Latte Busche non può mancare. Ricordo che abbiamo appena ritirato il premio sul Piave dopo aver vinto la categoria, quindi vuol dire che siamo ancora molto presenti sul pezzo. Prodotti eccezionali, prodotti di cui bisogna anche pubblicizzarli, e il lavoro che sta facendo qui il nostro direttore marketing degli assaggi aiuta anche questo a vendere i nostri prodotti. Allora, tanta attenzione da parte di Latte Busche anche all'ambiente e alla montagna, perché la prima sentinella della montagna, il primo guardiano della montagna è proprio l'allevatore che porta le bestie al pascolo, che comunque ha bisogno di curare i pascoli per avere il foraggio, quindi una grande operazione, Presidente. Sì, ricordiamoci bene, perché Latte Busche è una cooperativa, quindi è formata da soci. Lo scopo principale sono proprio quelli, e quindi il nostro messaggio è sempre quello: salvaguardia del territorio, che vuol dire far tenere gli allevatori nel territorio, specialmente quello montano. Per farli rimanere bisogna dare un buon reddito che può derivare solo dagli ottimi prodotti fatti col nostro latte.